TG Padova, buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione. Lo avete sentito dai nostri titoli: shock in pediatria a Padova, tra i letti dei bambini ricoverati è comparso un topo e il sindaco Giordani dice bisogna attendere dopo l'estate per riaprire la discussione sul nuovo ospedale. Sentiamo. Quanto ci vorrà per decidere sul nuovo ospedale? Di pediatria non lo so, il nuovo ospedale vedremo dopo le vacanze. Un sindaco che rimanda i problemi a dopo l'estate e intanto a farne le spese sono i bambini. Sergio Giordani risponde così sul nuovo ospedale, una questione urgente ancor più dopo quanto è accaduto in pediatria nelle scorse ore. Un topo è caduto dal soffitto della terapia intensiva pediatrica padovana ed è finito tra le strumentazioni e i macchinari che tengono in vita i bambini ricoverati. Un luogo che dovrebbe essere il posto più sicuro dal punto di vista igienico e invece lunedì mattina in una stanza della palazzina di pediatria ha fatto la sua comparsa un ratto che dopo essere caduto dal controsoffitto è corso via fuggendo tra i letti al secondo piano. Solo nel tardo pomeriggio il personale è riuscito finalmente a catturare il roditore. La direzione dell'azienda ospedaliera ora chiuderà l'intero reparto per risanare gli ambienti e garantire la sicurezza dei piccoli pazienti. Sicurezza che dovrebbe essere scontata in un ambiente come quello della pediatria, ma purtroppo non è così. I 10 letti di terapia intensiva pediatrica verranno presto spostati al secondo piano della clinica ginecologica e ostetrica, in una sala operatoria già pronta ad accoglierli. Un ulteriore disagio per i bimbi malati. Per di più si teme che il topo non sia l'unico esemplare presente nella palazzina che risale agli anni 50. L'area deve essere bonificata al più presto. Intanto a farne le spese sono ancora una volta i piccoli pazienti che sono in attesa da troppo tempo di un edificio adeguato. La politica latita e le scelte vengono rimandate a partire dal sindaco Giordani che dice di volersi occupare della questione del nuovo ospedale solo dopo l'estate. Per la nuova pediatria nello stabile di pneumologia sono già stati stanziati 50 milioni di euro. La realizzazione però è prevista entro la fine del 2020.